È molto importante la selezione del melograno da raccogliere, in quanto tendenzialmente l'occhio cade sempre sul melograno che è più rosato. Quello rosso ancora non è maturo. Il melograno, per essere maturo, deve essere bianco. Infatti, se vediamo questo che è bello bianco, all'interno i chicchi saranno rosati. Ora vi faccio vedere come si apre un melograno. Prima si batte con un cucchiaio. Io qui il cucchiaio non ce l'ho, lo faccio con le mani, è uguale, no? Dopodiché nella parte alta facciamo degli spicchi. Normalmente se ne fanno 8, 10, in base alla grandezza anche del melograno, facendo attenzione a non incidere troppo col coltello, se no andremo all'altezza dei chicchi. Pertanto faccio vedere come faccio io. 1, 2, 3 e 8. Dopodiché lo apriamo tutto quanto. Sotto avremo una bacinella, così cadono tutti i chicchi. E la bellezza proprio di questo melograno è che è rosato e il chicco è molto morbido, pertanto lo possiamo tritare tranquillamente con i denti.